Perché il guscio dei bimbi? Il guscio dei bimbi è un nome che è stato dato alla nostra struttura residenziale di cure palliative pediatriche dopo una attenta valutazione dei bisogni e dei desideri del personale sanitario all'interno del nostro istituto. E questo ci ha dato molte indicazioni, soprattutto le ha date l'architetto per la realizzazione, ma soprattutto abbiamo chiesto come lo vorreste chiamare e il nome più evocato è proprio stato il guscio dei bimbi. Il guscio dei bimbi come filosofia di cura, filosofia delle cure palliative che accompagnano il bambino fragile dal reparto alla struttura residenziale di cure palliative al domicilio. Una filosofia, un approccio assistenziale che protegge, che cura e che si prende cura dei nostri neonati, bambini e adolescenti inguaribili con bisogni assistenziali complessi. Preoccuparsi della qualità di vita anche dei bambini cosiddetti inguaribili credo che possa davvero esprimere quella cifra che la persona merita in ogni fase della sua vita, anche quando magari non c'è una speranza appunto di guarigione, ma quando c'è un dovere di presa in carico, di presa in cura e di tutela, anzi forse ancora di più, vista la fragilità del momento. Ecco, l'hospice è proprio questo, una tappa nella prendersi cura sempre di più e sempre meglio dei nostri piccoli pazienti. Il guscio dei bimbi è stato dedicato a Chiara. Sì, ed è una cosa per noi, una gioia grande, che è difficile da contenere, perché non ce l'aspettavamo un dono così grande per Chiara. Ma lei forse va, viaggia e fa queste cose qua. Qua ci sono tutti questi bimbi e questi genitori, ecco, che comprendiamo benissimo il loro dolore, ma l'unico modo è proprio darle un senso, perché è così grande poi il dolore che uno non riesce a comprenderlo, ma con questo aiuto proprio di Dio ci si fa, ci si fa. E allora uno ha la pace, ha il contatto, ha tutto quello che aveva prima. Non è cambiata molto, manca solo lei, ma c'è ugualmente.